Per definire Barcis ci affidiamo alle parole di Vittorio Sgarbi. Questo lago bellissimo, con questa luce azzurra, con questa corona di montagne attorno che non possono non far sentire a ciascuno questo luogo come un luogo proprio, quindi come un luogo universale. E universale è la poesia, universale è questa bellezza che fa esclamare ad una persona che mai c'era venuta: che bel posto. In questi ultimi anni Barcis è diventata una località di vacanza per le 4 stagioni. Piazzole di sosta per i camper, fornite di ogni servizio, e moderne strutture alberghiere vi aspettano. Il lungolago, verde e immenso anfiteatro, è attrezzato con comode aree picnic e per passeggiate panoramiche. Il lago e il paese divengono una suggestiva scenografia di appuntamenti sportivi nazionali ed internazionali, quali la motonautica mondiale e il triathlon internazionale, e di eventi culturali come il premio letterario nazionale dedicato al poeta locale Giuseppe Malattia della Vallata o il premio Bruno Cavallini istituito da Vittorio Sgarbi. Nel centro storico, nei muri affrescati delle case, si possono ammirare esempi di tradizione riproposta in chiave moderna. Presso il Palazzo Municipale è a disposizione del pubblico l'ufficio di informazione e accoglienza turistica. Particolarmente curata la cartellonistica che guida il turista verso le bellezze del comune. Il monumento più importante di Barcis è il Palazzo Mocenigo Centi, un vero gioiello di architettura del XVI secolo, sobrio ed elegante. Antico e moderno convivono nell'area di fronte al lago, predisposta per manifestazioni e spettacoli all'aperto. La scuola d'ambiente ospita un centro didattico e mostre tematiche. Questa ci offre l'occasione di osservare com'era un tempo il paese, il cui nome, Barcis, che deriva dall'antico bacis, bacino, è riportato in documenti già dall'VIII secolo. I turisti possono scegliere tra i numerosi percorsi escursionistici che attraversano tutta la valle, dalla foresta regionale del Prescutin al Parco delle Dolomiti Friulane, alla forra del torrente Cellina, riconosciuta per la sua unicità come riserva naturale. Per ogni informazione è disponibile il centro visite in località Ponte Antoi. Seguendo la vecchia strada della Valcellina arriviamo alla diga dell'inizio del XX secolo, come ricorda questa targa dedicata al suo costruttore Aristide Zenari. Da notare un curioso particolare: la strada corre sopra il canale. A piedi e in bici, paesaggi mozzafiato sono alternati a colori di intense tonalità. La forra e la strada sono un sobbalzo di emozioni, esaltato dalla bellezza dei colori nelle gole profonde scavate dall'acqua nel corso dei secoli. Gole che affascinarono anche un turista d'eccezione, il divino poeta Dante Alighieri. Qui è la confluenza dei due fiumi, il torrente Alba e il torrente Molassa. Andiamo ora a conoscere le frazioni di Barcis, dove pare che il tempo si sia fermato. Notiamo i caratteristici tetti spioventi e le piccole tegole.
Abitata per lungo tempo dagli stenti, la montagna diede la propria devozione al cielo. La fede si concretizzò anche con la costruzione di numerose chiesette che punteggiano il territorio. Tutt'intorno si possono fare camminate lungo sentieri, attraversando boschi di rara bellezza, ricchi di funghi e di attrezzati rifugi che consentono una sosta ristoratrice. Le due malghe, Valli e Caulana, sono state trasformate in un centro agrituristico, il luogo ideale per un calice di vino in compagnia. Lì attorno incontriamo un allevamento e un gregge di pecore, il cui latte viene trasformato in prodotti genuini nel piccolo caseificio adiacente. Ci troviamo nei pressi della stazione turistica di Piancavallo, che offre numerose attrattive durante le 4 stagioni. Qui in Val Pentina siamo accolti in un altro agriturismo particolarmente confortevole. E chi lo desidera può provare l'esperienza di raccogliere le mele nel vicino frutteto. Barcis offre ai buongustai i sapori della Valcellina. Qua abbiamo i porcini secchi, delle finferle o il misto funghi, poi abbiamo degli asparagi sott'olio, dei funghi, e se no delle varie grappe fatte di ginepro, porcino, cumino. Allora, qui abbiamo un salume tipico della Valcellina, la pettina e la pettuzza. Allora, la pettina è fatta con della carne di pecora e la pettuzza è fatta con della carne di manzo. Viene affumicata qui da noi con del legno di faggio e ginepro. Il taglio si presenta così, la pettuzza. Ecco qui. Benvenuti a Barcis, nel cuore della Valcellina, dove natura, sport, storia e cultura sono dipinte di calda ospitalità. Salute!